10 foto. 10 12. Il dottore è un dottore avvocato biologo, soprattutto è anche un dietologo, quindi in tal caso avete bisogno di una dieta o qualsiasi altro, diciamo che è il professionista in materia, quindi non so se già avete visto cartelle pubblicitarie con dieta tagliato. Vedete qualcosa nel libro o inizio? No, stiamo presentando il libro. Ricapitoliamo questo che c'è il dottore, le malattie, le MTA, così facciamo un breve discorso. Allora, abbiamo detto le MTA cosa sono? Porta dei sintomi. I sintomi che dimostrano diciamo che i principali soggetti più sensibili sono come si manifestano le malattie trasmesse dagli alimenti? Tramite una errata conservazione. Allora, praticamente l'MTA, la malattia trasmessa dagli alimenti si manifesta in seguito all'ingestione di alimenti che contengono tossine. Praticamente causano degli effetti che causano alla salute, sono danni alla salute, danno economico, perdita d'immagine e sanzione. Danni alla salute proprio perché le persone che quindi stanno male va se ci sono questi problemi di danno alla salute. Poi abbiamo un problema economico, perché il cliente può fare una causa del locale. Anche sono più motivi. Uno perché il cliente giustamente deve denunciare il fatto in cui si è sentito male, si è stato male, e poi un altro danno economico perché c'è anche una perdita d'immagine. Giustamente se in un ristorante tu ti senti male, di conseguenza il passaparola, il cosiddetto passaparola è negativo per l'attività, quindi c'è un doppio danno economico e ovviamente segue una sanzione da parte dell'ASL, perché poi giustamente viene contattato l'ente ufficiale che va a verificare se realmente l'alimento è danneggiato e di conseguenza provvede per la sanzione. Abbiamo detto che i maggiori cibi, alimenti responsabili dell'MTA sono la carne, i cibi. Sono uova, carne, pesce. I principali fattori di rischio sono dovuti da umidità, acqua, temperatura, ossigeno. Temperatura, sì, prende da uno scorretto mantenimento della temperatura. Quindi poco fa parlavamo di contaminazione crociata degli alimenti. Quindi per evitare una contaminazione crociata cosa bisogna fare? Dobbiamo mettere gli alimenti in un altro posto. Innanzitutto cos'è la contaminazione crociata? Quanto è più? Ad esempio, tipo l'unione del cotto col crudo, la pasta al forno col pesce. Quindi oltre dal cotto al crudo, due alimenti differenti. Quindi una buona prassi per evitare che si verifichi una contaminazione degli alimenti bisogna fare. Tirare appunti le parti per vegetali, i prodotti carne, pesce. Ma nel caso in cui noi giustamente parliamo, hai detto bene, basta semplicemente prendere più filo, cioè però se non si ha
abbiamo soltanto un filo e dobbiamo mettere all'interno un bel po' di bisogna separarli con delle parti in modo tale che non si ha la contaminazione. L'etichetta che troviamo in ogni alimento. Cos'è? Cosa serve? La scadenza. Marchio di Innanzitutto cosa c'è un'etichetta? marchio di registrazione. Da dove proviene? Come fa? Tutti i dati sull'apposito alimento. Certificato di registrazione. Allora, tracciabilità. Poi scadenza, provenienza, valori nutritivi, Ingredienti. a cosa serve? allergeni, a specificare l'alimento, ecco, tipo una carta d'identità dell'alimento. Brava, hai detto bene, è come una carta d'identità dell'alimento. Tenente serve a rintracciare nel caso in cui, come abbiamo detto poco fa, nel caso in cui un signore si sente male dopo aver ingerito un alimento, principale diciamo, documento dove si fa vedere da dove è stato prodotto, da dove proviene, è l'etichettatura. Adesso volevo chiedervi se qualcuno sa cos'è la salmonella. Sì. La salmonella è una malattia che si manifesta che non sono stati cotti. E gli alimenti a rischio sono molluschi, carne cotta. Carne cruda. Quindi praticamente la carne cruda, la contaminazione sempre rispetto a quello che abbiamo detto poco fa, contaminazione crociata. L'habitat della salmonella, l'intestino e come prevenzione per cercare di abbattere ed eliminare la salmonella, cosa bisogna fare? Una giusta cottura. Arrivare fino al cuore dell'alimento. Una giusta cottura. Poi cosa vi intendete per giusta cottura? La fiamma deve arrivare al cuore dell'alimento. Cioè il calore deve arrivare al cuore dell'alimento. Quindi bisogna superare la salmonella passano i 60 gradi, la cottura superiore ai 60 gradi, oppure una conservazione sotto i 10 gradi centigradi. Quindi vengono distrutte dal calore ed è comune disinfettare. I sintomi della salmonella noi li vediamo, li vediamo subito, li vediamo dopo 12 ore, 12-36 ore. E quali sono i sintomi della salmonella? Nausea, vomito, poi lo stafilococco. Cos'è lo stafilococco? È un batterio lo stafilococco. Vedete, dove lo troviamo?